Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Crisi idrica, la Regione chiede l'invio di navi cisterna militari e diffonde un vademecum per non sprecare l'acqua. A giorni una task force per affrontare l'emergenza. Ad Agrigento cittadini si riforniscono alla fontana. Fermo e multa da 10.000 euro alla Mare Ionio dopo l'aggressione da parte di libici. Protesta la ONG, è una rappresaglia nei nostri confronti. Weekend di passione per gli automobilisti alle prese con cantieri aperti e lavori di manutenzione sulle autostrade siciliane. La magia degli anelli di fumo sull'Etna, uno spettacolo generato dalla combinazione del rilascio di gas e della forma del cratere. L'omicidio della piccola Elena Mascalucia, i testimoni del processo confermano il rapporto burrascoso tra la madre che l'avrebbe uccisa e il padre, litigavano sin dalla nascita della bambina. La Sicilia abbraccia il Giappone, ai cantieri culturali della Zisa a Palermo un'immersione nel paese del sollevante tra samurai, kimono e aikido. Calcio, cambia l'allenatore ma non arriva la vittoria al Barbera contro la Sampdoria, finisce 2-2. In Serie C domani sfide e salvezza per Catania e Messina, rossazzurri in trasferta con la Virtus Francavilla, giallorossi in casa con il Monterosi. Ancora in primo piano la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia, la regione chiede l'aiuto dell'esercito e sono già 142 i comuni dove sono state ridotte le forniture di acqua potabile. Vediamo il servizio. L'estate deve ancora arrivare, ma in Sicilia è già allarme siccità per la scarsità delle piogge, tanto che la Regione è pronta a costituire una task force ristretta, snella ed operativa, coordinata dal Presidente Renato Schifani, per adottare tutti i provvedimenti necessari per scongiurare gravi danni e superare, anche con l'aiuto del Governo nazionale, le criticità legate alla carenza d'acqua. Il prezzo della crisi infatti è salato, solo per gli interventi definiti prioritari. L'autorità di bacino del distretto idrografico dell'isola ha stimato che servono investimenti per 720 milioni di euro, 130 milioni per le misure a breve termine e 590 per quelle a medio termine. Servono nuove interconnessioni, adduttori, nuove risorse idriche per uso potabile come dissalatori fissi, pozzi e sorgenti ed anche campagne di informazione e sensibilizzazione al risparmio idrico. La Regione ha predisposto un vademecum su come risparmiare acqua mentre le aziende acquedotto diminuiscono la portata nella rete di distribuzione. Sono già 142 su 391 i comuni dove sono state ridotte le forniture di acqua potabile per la popolazione, contromisure legate anche alla richiesta di emergenza e di riconoscimento di calamità naturale, con la Regione che ha chiesto anche l'invio delle forze armate per poter usare dissalatori da campo del Genio Militare e navi cisterna della Marina per i rifornimenti. I dati dei servizi meteorologici parlano di un mese di marzo fra i più caldi ed asciutti degli ultimi 30 anni e le previsioni di pioggia dei prossimi mesi, basate sull'osservazione delle medie mensili degli anni passati, non appaiono sufficienti a mitigare la siccità. E fra le tante città, Agrigento in particolare soffre già la sete, tanti cittadini sono già in coda alla fontana per fare riserva di acqua potabile. Davide Sardo. Da settimana che non arriva l'acqua e di conseguenza uno si procura qua di venire a riempire l'acqua qua a Banamorone finché corre il rubinetto, dopo di ciò non lo sappiamo come va a finire. Si aggrava l'emergenza idrica ad Agrigento e le prospettive volgono al peggio in prossimità della stagione estiva e della perdurante siccità. La distribuzione è stata ridotta drasticamente, un turno a settimana e per poche ore. Impazzano le autobotti private con prezzi schizzati alle stelle. Tanti cittadini sono costretti in coda innanzi alla storica fontana di Bonamorone, bidoni e bottiglie. Anche lei è costretto a riempire i bidoni? Purtroppo sì, per le necessità di cucinare, perché l'acqua che arriva nelle tane, nelle case, nelle abitazioni, purtroppo è quella che è. Non è più come prima che davano martedì, giovedì e sabato, ora la danno 2 volte alla settimana, 1 volta alla settimana e io la vengo a riempire qua da 40 e rotti anni, perché questa è l'unica fontana rimasta di Agrigento, una cosa vergognosa, mentre una volta, 50 anni fa mi ricordo, ce n'erano almeno 7-8.
perché qua sotto è tutto acqua. Lei ha appena riempito l'acqua alla fontana di Bonavarone, perché? Per cucinare e per bere. La crisi idrica c'è stata sempre ad Agrigento purtroppo e quindi siamo costretti o a comprarla l'acqua o a pagarla troppo cara. Però purtroppo la situazione è questa e ci dobbiamo adattare, con difficoltà comunque. Fermo e multa per la nave Mare Ionio dopo gli spari da parte di una motovedetta libica. Attaccano PD e Verdi di sinistra, intanto proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Eva Spampinato. Giorni difficili per la Mare Ionio dopo il rischioso intervento di soccorso di 56 migranti giovedì scorso in acque internazionali. Prima presa di mira a colpi di mitra dai militari libici in mezzo al mare, poi giunta in porto a Pozzallo, multata e fermata dalle autorità italiane. Ci sono anche stati interrogatori all'equipaggio. Il capomissione della ONG Mediterranea trova assurda l'accusa di aver creato il pericolo per la vita umana durante l'operazione. Nella ricostruzione della ONG, che ha anche postato alcuni filmati di quanto avvenuto, la Mare Ionio è intervenuta giovedì pomeriggio per aiutare un'imbarcazione sovraffollata col motore in avaria. Il rescue team della nave stava distribuendo i giubbotti di salvataggio alle persone sulla barca quando è arrivata la motovedetta della Guardia Costiera libica che ha intimato alla Mare Ionio di allontanarsi. Al rifiuto opposto hanno sparato raffiche di mitragliatori in aria, provocando il panico tra le persone sull'imbarcazione in difficoltà e anche tra quelle sulla stessa motovedetta, spiega Mediterranea, aggiungendo che i libici percuotevano con fruste e bastoni le persone a bordo. Una volta giunta a Pozzallo, la nave è stata bloccata e multata. Il secondo stop in pochi mesi per la nave di Mediterranea. Attaccano PD e Alleanza Verdi di sinistra, invece di perseguire chi spara contro dei naufraghi e chi, come è stato documentato dalla ONG, frusta degli esseri umani sulle imbarcazioni regalate e finanziate dal governo italiano, rilevano, si accaniscono contro chi salva le vite. Intanto 3 barche con a bordo 104 persone sono state soccorse al largo di Lampedusa. I migranti partiti dalla Libia e dalla Tunisia sono stati intercettati dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza. 2 risse nella zona pedonale di via Maqueda a Palermo, dove ci sono tanti locali etnici. Un gruppo di ragazzi tunisini avrebbe importunato passanti e turisti e poi avrebbe dato un bacio ad una donna, provocando l'ira del marito. È una violenta rissa, è scoppiata più tardi quando un gruppo di tunisini ed uno di bengalesi si sono affrontati in strada. Ad avere la peggio è stato un ragazzo tunisino che è finito al pronto soccorso per varie contusioni. E la notte scorsa a Mirabella in Baccari, in provincia di Catania, 2 uomini si sono affrontati in piazza armati di una lunga ascia e di una mannaia. Il primo è stato arrestato e posto ai domiciliari, il secondo è finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Weekend di passione per gli automobilisti siciliani, tanti cantieri aperti in autostrada, disagi sulla Catania-Messina e sulla Messina-Palermo. Francesco Triolo. Il primo weekend difficile della primavera per molti automobilisti siciliani, perché archiviata la Pasqua sulle autostrade inizierà un periodo intenso di particolare disagio. Sono scattati i lavori per la manutenzione straordinaria delle gallerie di Tormine e Giardini, con la chiusura al traffico veicolare della carreggiata di Monte in direzione Catania e l'istituzione del doppio senso di circolazione in quella di Valle in direzione Messina. Una decisione, quella del Consorzio Autostrade, che era stata programmata inizialmente sino al 1 giugno, ma che ha sollevato non poche polemiche, soprattutto tra gli amministratori della Riviera Ionica. Il Consorzio Autostrade Siciliane allora ha deciso di sospendere i lavori il 23 aprile a ridosso del Ponte della Liberazione e del 1 maggio e poi riprenderli a conclusione della stagione estiva. Questo per non appesantire il traffico in uno dei periodi con il più alto tasso di percorrenza. Dal 24 aprile quindi sarà nuovamente possibile utilizzare la rampa di accesso dello svincolo di Taormina per prendere l'autostrada in direzione Catania. Intanto però da lunedì e proprio sino al 23 aprile avverrà la parzializzazione della carreggiata in diversi punti delle tratte autostradali, sia della Messina-Catania che della Messina-Palermo, per permettere la prosecuzione dei lavori di implementazione dei dispositivi informativi alle barriere nei caselli della A20 e della A18. Inoltre partiranno i lavori per la pose e l'installazione di nuovi pali e corpi illuminanti per lo svincolo di Rometta. Da lunedì a martedì, dalle 9 alle 17, verrà chiuso lo svincolo di Rometta in uscita per i veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia. Dal 10 all'11 aprile lo svincolo di Rometta sarà chiuso in entrata.
Prosegue senza sosta l'attività sull'Etna, il più grande vulcano attivo d'Europa. Da mercoledì sono visibili in cielo degli spettacolari anelli di fumo, gli anelli di vortice vulcanico, che sono un fenomeno raro generato dalla combinazione del rapido rilascio di gas e della forma particolare del cratere. Fuoriescono da una nuova bocca che si è aperta martedì sulla sommità dell'Etna. Il vulcanologo Boris Benke dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha spiegato in un post che nessun vulcano sulla Terra produce tanti anelli di vapore quanto l'Etna. E veniamo al processo contro Martina Patti, la 24enne di Mascalucia che ha ucciso la figlia Elena di 4 anni. Sfilano i testi della difesa, fra loro un avvocato che conferma il racconto burrascoso tra la donna e l'ex compagno. Emanuela Corsi. Un litigio anche per il riconoscimento di Elena nel giorno della sua nascita. Nel processo contro Martina Patti, la 24enne di Mascalucia, che ha confessato l'omicidio della figlia di 4 anni e la volta di 4 testi della difesa. Tra loro l'avvocato Paola Lacarruba, che in aula ha riferito, come riporta oggi il quotidiano La Sicilia, di aver conosciuto Martina poco prima della nascita di Elena per una presunta aggressione subita. Lacarruba inoltre ha raccontato di essere stata contattata dalla nonna materna il giorno della nascita della bambina, chiedendo se la figlia poteva rifiutarsi di dare il cognome del padre. Anche in quell'occasione pare che i due avessero litigato. Un rapporto burrascoso, quello con Alessandro Del Pozzo, confermato in aula anche da 2 amiche dell'imputata. Il pediatra della bambina, Antonino Marano, ha aggiunto che alle visite mediche era soprattutto la madre ad accompagnarla. Il 29 aprile verranno ascoltati gli altri testi della difesa della 24enne. La procura le contesta i reati di omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. La tragica vicenda inizia il 13 giugno 2022. Martina Patti denuncia ai carabinieri che la figlia è stata sequestrata da 3 persone armate mentre era in auto con lei, accusando la condotta dell'ex compagno con precedenti per spaccio. Gli investigatori da subito escludono che il sequestro sia opera della criminalità organizzata. Il giorno successivo è la stessa Martina a cambiare versione e condurre gli inquirenti nel campo dove è sepolta la piccola Elena, uccisa con un'arma da taglio. Il cadavere, chiuso dentro 5 sacchi neri, era stato coperto con cenere vulcanica e ciottoli. Dietro il tragico gesto ci sarebbe proprio il fallimento del rapporto con Del Pozzo, che nel frattempo aveva iniziato una nuova relazione, e le difficoltà di rifarsi una vita sentimentale con una bambina piccola. In via Malta a Siracusa da qualche giorno ci sono le telecamere contro chi passa dalla corsia preferenziale senza autorizzazione. Più di 100 le multe elevate in pochi giorni. Francesco Aloi. Le telecamere contro i furbetti della preferenziale. Siamo in via Malta a Siracusa. Questa è la strada che porta ad Ortigia. Nelle ore di punta c'è molto traffico, così per evitare le code c'è chi passa da qui. In pochissimi giorni più di 120 multe. Transitando su questa corsia riservata a bus, taxi e mezzi autorizzati, viene multato anche chi non è in regola con assicurazione o revisione. Tra i sanzionati 1 su 3 non lo era. Ma le multe che si potrebbero fare sono centinaia e centinaia. Nei primi giorni dall'entrata in funzione dei controlli, la municipale è stata clemente, ma ora arriva il pugno duro. Se andate a Ortigia, quindi attenzione, rispettate le regole perché la multa è dietro l'angolo e non solo per questo. In scena a Palermo la Sicilia abbraccia il Giappone, un'immersione nella cultura giapponese, un viaggio tra tradizione e modernità. Marco Gullà. Sicilia e Giappone mai così vicine grazie alla nona edizione di una mostra interamente dal sapore orientale. Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. In questi giorni va in scena la Sicilia abbraccia il Giappone, un'immersione nella cultura giapponese, un viaggio tra tradizione e modernità. Un programma ricco di emozioni, dimostrazioni di ken, spada in armatura samurai, vestizione del kimono, cerimonia del tè e poi rappresentazioni di aikido. Abbiamo riprodotto parte di quella che è la tradizione giapponese in un'arte marziale chiamata Aikido. Nello specifico abbiamo fatto alcuni movimenti, tecniche e anche riprodotto qualcosa di tradizionale che riguarda l'aikijo, cioè l'uso del bastone tradizionale giapponese,
da non confondere con quello da karate che è leggermente più lungo, applicato all'aikido che invece riproporremo domani in forma tradizionale a mani nude. In Sicilia tantissimi sono gli appassionati dell'aikido. In Sicilia, tra le varie scuole appartenenti a varie federazioni, associazioni culturali e quant'altro, sfioriamo oltre i 500.000. Da palermitano, per quanto possa sembrare assurdo, l'Oriente mi ha sempre affascinato tanto e le tradizioni millenarie del Giappone sono bellissime, quindi per me praticare Aikido è stare a contatto con la cultura giapponese ed è un'esperienza incredibile. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con gli spettacoli. L'attore catanese Pippo Pattavina per la prima volta veste i panni di Agostino Toti con lo spettacolo Pensaci Giacomino di Pirandello, un personaggio contro il perbenismo. Giusy Lazzara. C'è tutto Pirandello nella pièce teatrale Pensaci Giacomino, l'amore, la voglia di sfidare le convenzioni dei ben pensanti e la follia che vuol dire estro. Tutto questo racconta lo spettacolo per la regia di Guglielmo Ferro con protagonista l'attore catanese Pippo Pattavina, per la prima volta nei panni di Agostino Toti, un anziano professore. Lui è contro la società perbenista. Lui prende all'inizio il disegno che concepisce è quello di voler prendere moglie giovane per fregare il governo, praticamente, per costringere il governo a pagare la pensione non solo a lui ma anche alla moglie per altri 50 anni dopo la sua morte, a vita praticamente. Questa è la sua forma di vendetta. Poi infatti sposa questa ragazzina che è rimasta incinta da questo Giacomino, ma la sposa non per pietà, la sposa per amore paterno, per tante cose. Si va oltre la storia. Alla fine l'amore trionfa e tutti sono felici e contenti. Ecco, da questo punto di vista è uno spettacolo molto bello e io non vedo l'ora tutte le sere di andarmene al teatro, uscire di casa per andare a indossare i costumi del professor Agostino Toti, che mi diverte da morire. Lo spettacolo al Teatro ABC di Catania sarà in scena fino al 14 di aprile. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci allo sport, il cambia l'allenatore ma per il Palermo non arriva la tanto agognata vittoria. Al Barbera contro la Sampdoria finisce in un pareggio 2-2. Michele Mignani ha cambiato abito al Palermo, difesa a 3-2 punte. La musica però è apparsa ancora stonata. Rosanero troppo imprecisi a centrocampo e poco reattivi in difesa, un pari giusto per quello visto in campo. E il Catania cerca conferme dopo il successo in Coppa Italia, domani impegno cruciale in casa della Virtus Francavilla. Zeoli ripropone la difesa a 3. Marco Carli. Siamo consapevoli che domenica è una partita che ci deve dare delle certezze. Ecco a cosa può servire la Coppa Italia. Oltre ad aver messo un trofeo importante in bacheche, i rossazzurri cercano conferme. Tradotto, lo stesso spirito che li ha spinti col Padova nel ritorno della finale. In campionato, soprattutto nel girone di ritorno, e in trasferta non è successo mai. Come nella partita di Torre del Greco, gara che l'allenatore del Catania accosta a quella di Francavilla. Ma contro i pugliesi chiede ovviamente un approccio diverso, anche perché la Virtus sull'angusto campo di casa ha da sempre conquistato la maggior parte dei punti. Una squadra che ha fatto in casa un ruolino di marcia importante nelle ultime 6 partite, non ha subito gol, ha fatto 12 punti. Viene da una sconfitta in un derby, però è una squadra che è un po' in casa fa un tipo di partita e fuori casa forse ha avuto qualche problemino. In porta andrà Albertoni, vista la squalifica di Furlan, in attacco Costantino, dato le condizioni di Cianci non al meglio dopo il pestone subito da Dellicarri nel corso della finale. Monaco invece è recuperato, a centrocampo torna a disposizione Welbeck che rende Quaini pronto sia per la mediana che per il reparto arretrato con la conferma dello schieramento a 3. Virtus Francavilla Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live che cominceranno mezz'ora prima del calcio d'inizio, collegamenti, contributi da studio, interazione con il pubblico da casa e alla fine le interviste ai protagonisti.
Domani pomeriggio scontro salvezza per il Messina che ospita il Francoscoglio e il Monterosi, penultimo in classifica. Sergio Colosi. Monterosi crocevia del Messina. All'andata inaugurò la rinascita della squadra di Modica. A ritorno potrebbe valere la salvezza virtuale. Certamente quella di domani al Francoscoglio, con inizio alle ore 14, è una partita significativa, la prima di 4 spareggi per rimanere in Serie C senza passare dai play-out. Il Messina ci arriva in un momento delicato, perché non vince da poco più di un mese, 1-3 a Brindisi il 2 marzo scorso, e ha ottenuto soltanto 2 pareggi nelle ultime 5 giornate. Si aggiungono anche uno stato di forma non brillante e alcune assenze pesanti, gli squalificati Emmausso e Polito, i problemi fisici di Lia e Ortisi, out il primo, in ripresa il secondo. A guardare la classifica, 28 punti laziali, 41 i giallorossi, sembra strano, ma oggi sta meglio il Monterosi, che ne ha conquistati 12 in 8 giornate e nell'ultimo turno ha fermato il Benevento. Tiferanno Messina anche le altre formazioni coinvolte nella bassa classifica, perché in caso di sconfitta il Monterosi si staccherebbe ancora di più e con 9 punti di ritardo penultima e terzultima retrocedono direttamente. Un motivo in più per chiudere il capitolo salvezza ed evitare il finale di stagione già vissuto negli ultimi 2 anni. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.